Dottor Piero Macedonio, presidente del Patto per il Territorio, ecco, al ritorno da un incontro con Zambarini perché il patto sta stringendo degli accordi anche regionalmente, ecco, stamattina avete chiuso un'interessante iniziativa con Zambarini, quale? Sì, era da tempo, avevamo fatto delle riunioni, oggi c'è stata invece la consacrazione della Confederazione dei movimenti per il territorio. Quello di Zambarini è un movimento della gente, il nostro è il Patto per il Territorio e quello di Ragusa è il territorio. Insieme a noi c'erano sindaci del Palermitano, molti consiglieri comunali, l'aula consigliare del comune di Palermo era gremita fino agli ultimi posti, è stata una cosa entusiasmante, tanta è la voglia di rinnovarsi, tanta è la voglia di nuovo di far tornare la politica tra la gente e lavorare per la gente. Tra l'altro Zambarini questa cosa mica la sta facendo solo in Sicilia, è in moltissime regioni d'Italia, sta creando questi movimenti. Del resto Mannheimer l'ha detto a porta, il 56% degli italiani in questo momento non vota persone del partito e infatti del resto il PDL non ha candidato nessuno intelligentemente per questo, che sapeva che qualunque candidato suo l'avrebbe mandato al massacro, e così qualche altro esponente politico anche di altri partiti. Sono stati intelligenti a appoggiare le liste civiche, ma noi invece siamo una lista, un movimento politico, siamo un movimento che, come abbiamo detto e ripetiamo, non vogliamo il commissariamento della democrazia. Siamo qui per non andare contro, ma per cercare di far ritornare la politica nell'alveo naturale della politica. Magari qualche novità sull'Agragas? Certo, con Zambarini viene facile. Beh, è una cosina che abbiamo in mente io, Marco Zambuto e Riccardo Gallo, che poi ricordiamoci, io sono il presidente per aiutare questi amici, questi giovani a cercare di andare avanti con grande entusiasmo, e Gallo è l'anima di questo patto per il territorio. E state tranquilli che se dai un compito a Gallo lo porta al termine. Io sono un grande tifoso, voi lo sapete, mi sono sempre interessato. Vorrei che l'Agragas tornasse agli sfarzi della C1 e perché no. Se l'amicizia con Zambarini va avanti è un pensierino che ci faremo, anche se lo abbiamo in maniera recondita per ora, ma ancora è troppo presto. Manca qualche giorno al rush finale, ecco, una valutazione di questi ultimi giorni, di come è andata questa campagna elettorale, di come sta andando per il patto. Il patto per il territorio è la vera novità politica, lo abbiamo ripetuto. Io vi invito a votare il patto per il territorio perché in pratica è l'unica vera novità. Vedrete poi alla fine, alla resa dei conti, quanto la gente ha apprezzato i nostri discorsi e i nostri progetti. Noi non vogliamo che il territorio e la città e la provincia anche, per ora la città, venga abbandonata da chi ha il potere. Noi siamo politici, i poteri territoriali li abbiamo e con questi poteri stimoleremo i politici. Vedrete che nel futuro la politica si sta evolvendo, succederanno cose nuove e una rivoluzione in Italia, perché lo hanno capito tutti che i partiti così come sono un fallimento ormai, per cui nella novità le liste civiche e i movimenti per il territorio, come vedete Palermo oggi è un esempio, diranno la loro e certamente raddrizzeranno l'indirizzo di alcuni partiti.